responsabilità anche spirituale, perché io mi sento responsabile di quello che Dio mi ha affidato nelle mie mani. Io mi sento responsabile spiritualmente, in ginocchio, alleluia, mi sento responsabile dei miei nipotini, perché io sempre dico al Signore, i miei figli, miei bambini, Signore, e Dio sa che quando io dico nella mia preghiera, miei bambini, io sto riferendomi ai bambini della mia casa. Amen. Perché io sento una responsabilità, e è questo che Dio dà a ognuna di noi, una responsabilità spirituale. Amen. Io voglio ringraziare a Dio per questa responsabilità che mi ha affidato, perché vuol dire Dio pensa a me, si fida di me, si fida di te, mamma, si fida di te. Alleluia. Anche i bambini sono già grandi, possono avere bambini grandi, però Dio ha affidato spiritualmente una bella responsabilità. Il ginocchio fa di più, la preghiera fa di più. Amen. Anche così, lasciando accanto questo della mamma, io voglio condividere una cosa che Dio ha messo nel mio cuore, e è una storia che è in Seconda di Rei 13, 14 al 19, voi potete leggere piano piano a casa, anche si possono mettere qui. Seconda di Rei 13, 14 al 19, è una storia che Dio ha messo nel mio cuore, perché in quel momento del popolo di Israele era una sfida grande, era una lotta grande del popolo di Israele con gli assiri, che queste erano una lotta costante, era una guerra feroce, perché loro erano in combattimento costante. E una altra cosa importante che succedeva in quel tempo era che il profeta Eliseo stava nel suo letto già per morire. E il re è venuto da Eliseo con le lacrime nei suoi occhi, riconoscendo l'autorità spirituale che aveva in quel profeta. E questo vuol dire tanto per me, perché noi dobbiamo riconoscere l'autorità che Dio ha affidato non solo in quelli che sono qui, sino l'autorità che Dio ha affidato a noi. Quel re è andato a Eliseo, ha pianto, e Eliseo ha fatto una cosa molto profetica, perché Dio vuole dare a ognuno di noi la vittoria, vuole essere vincitori in ogni cosa della nostra vita, ma Dio vuole fare partecipe a noi di questo atto profetico. E se voi leggete per bene lì, vedete che Eliseo ha detto al re: apri la finestra, vedi quel sole, vedi a Gesù, apri la finestra della tua vita, vedi a Gesù che è la tua luce, prende le frecce e indirizza quelle frecce dove è il tuo nemico. Era un confronto diretto, alla prova che quel re e quel popolo stavano soffrendo quel momento. E Dio ha messo questo nel mio cuore, perché noi dobbiamo indirizzare le nostre frecce, le nostre preghiere, lì dove c'è bisogno nella nostra vita, lì dove Dio sta parlando. Io credo che nella tua mente tu sai dove devi indirizzare le tue frecce, le tue preghiere. Noi dobbiamo prima di tutto vedere a Gesù come il nostro sole di giustizia. Dobbiamo aprire le finestre del nostro cuore, nostri occhi spirituali, e dire: Signore, io voglio indirizzare le mie preghiere a questo. Lì dove c'è il tuo bisogno, dove c'è il mio bisogno, Dio vuole che noi indirizziamo le nostre preghiere lì. E ha fatto una cosa molto profetica, molto speciale. Ma quel re
io penso che magari era disanimato, magari non aveva tanta voglia nel suo cuore, e ha detto anche con queste frecce tocca il suolo, no? Per terra. E lui ha toccato solamente 3 volte. Quel profeta era arrabbiato, ha detto se tu avessi fatto 5-6 volte avresti finito con tutti i tuoi problemi, avresti vinto sul quell'armata di Assiri, però non l'hai fatto, ti sei accomodato solamente a fare per 3 volte. Dobbiamo essere costanti, fratelli. Dio vuol dare la vittoria a ognuno di noi, però dobbiamo essere costanti. Dio vuole che noi facciamo lo stesso, toccare per terra con i nostri ginocchi, però non solo 3 volte, non solo 3 mesi, non solo 3 anni, il tempo che sia necessario per vincere, il tempo che sia necessario per trovare la nostra vittoria. Perché Dio ha parlato tante volte già alla nostra vita. Io so che Dio ha dato promesse a voi, come ha dato promesse a me. Io so che Dio ha parlato di vittorie grandi nella nostra vita, ma non dobbiamo lasciare tutto, Dio farà. Noi dobbiamo toccare per terra. Il nostro ginocchio devono avere questi segni. Signore, io sto credendo, sono un altro giorno qui per dirti che credo, per dirti che la mia fede è la stessa di ieri. E se mi sento debole, Signore, io sono qui, magari mi sento debole oggi, però voglio dirti che così come sono, così come mi sento oggi, sono qui. Dobbiamo essere costanti, fratelli, così come siamo noi, quelli che siamo la mamma. C'è una costanza, perché come diceva la Neuma, c'è un amore per i nostri figli, ma deve essere più grande l'amore nel nostro cuore per Dio, deve essere più grande l'amore. E se tutto va bene con i nostri figli non c'è problema, dobbiamo continuare per terra nel nostro altare solo per adorare, perché Lui ci ha amato prima. È la sua parola, amen. Voleva condividere questo. Alleluia, pace a tutti. Ainda que uma madre dimentica il suo figlio, Dio non dimentica di noi, amém? Possiamo dare un gloria a Dio? Dio è eterno, Dio non falha. Poi una mamma falhare, ma la parola di Dio dice che Lui non mancherà mai. Amém? Volevo invitare i fratelli Michel a dare una parola. Amém? Fratelli Michel. E dopo o fratello Michel, chiamo il fratello Rick per fare una preghiera. E logo dopo il fratello Rick cantiamo un inno di lode per fare la colletta, per fare l'offerta dell'offerta e della decima. Amém? Pace a tutti. Auguri alle mamme per suo giorno, per su giorno. Io so che non è facile per le persone che hanno la sua mamma in altra parte, no? Ma tampoco è facile per la mamme. Questo lo posso girare? Sì. Grazie. Bueno, come dicevo, so che non è facile per le persone che non hanno la sua mamma qua, vero? In Italia. Uguale per le mamme che non hanno qui su figli, vero? No. È un sentimento forte
un sentimento che è un po' complesso poter spiegare, che Dio ha dato alla mamma, vero? Che Dio ha dotato alla mamma con quel sentimento. Ma quando uno conosce al Signore, sì? Quando uno in realtà conosce al Signore, no? Uno impara a lasciare tutte queste cose nella mano del Signore, no? È per quello che uno può continuare la sua vita in pace, uno può lavorare tranquillo in pace, eh, può fare tante cose in pace perché? Perché uno ha lasciato la vita della sua mamma, la vita dei suoi figli, la vita di tutto della nostra famiglia, no? E quello è qualcosa che noi dobbiamo capire nel nostro cuore. Dobbiamo capire e deve stare presente ogni giorno della nostra vita, no? Perché il Signore mai, mai ci lascerà a noi, vero? Mai. Il Signore non ci lascerà. L'uomo sbaglia, no? La nostra famiglia, anche la nostra famiglia, potete sbagliare, no? Ma il Signore no. No, il Signore no, entonces il Signore è fedele. Il Signore ci ha dato la sua parola, le sue promesse, sì? E il Signore parla, dice, qui nella parola di Dio dove io trovo consuelo, si dice così? Consuelo, trovo pace, perché il Signore mi parla e mi dice non siate in ansia per la vostra vita. Io sto in controllo di tutto, dice il Signore. Tu credi quello? Tu in realtà tu lo credi? In realtà quello è presente nel tuo cuore, sì? Però alla volta dice cessate, non cessate mai di pregare. Lo che parlava un po' la sorella Nenni. E di che quello noi dobbiamo se me complica un po' poter unire le parole. Ma fratello, andiamo a Efesi 6. Io solo voglio condividere un versetto che parla un po' in relazione alla mamma, no? Dice in Efesini 6, dice, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto, dice. Occhio con questo. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Qui la parola, quello che Paolo ha scritto, sta parlando a cristiani. Sì? Sta parlando a cristiani e noi, quando noi in realtà mettiamo in pratica lo che dice la parola di Dio, sì? Stiamo facendo lo giusto, lo corretto, lo che in realtà Dio vuole, lo che in realtà Dio vuole, è la sua volontà, di che noi, di quella maniera noi stiamo servendo Dio, quando noi in realtà, come dice qui, ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Come figlio,
uno cómo debe actuar, debe obedecer en el Señor. No a mi manera, no como yo voglio, sino en el Señor. No como yo pienso, no como yo credo, sino en el Señor. No? E è molto importante questa parte di qua, perché quando il Signore sta parlando al popolo di Israele nel monte Sinai, sì? Comincia a parlare dei 10 comandamenti, vero? Che non avere altri dei, no? Di me, no, no dobbiamo adorare a scultura, un'immagine, sì? Che dobbiamo ricordare il giorno di riposo per santificarlo, di non pronunciare il nome del Signore in vano. E ahí il Signore sta dicendo, io sono santo, vero? Perché il Signore solo vuole che noi le adoriamo solo a Lui. Pero en el 5º comandamento dice, honora a tu padre y a tu madre. È un dettaglio molto che a me in realtà mi chiama molto l'attenzione, perché del primo comandamento al 4º comandamento il Signore sta parlando di Lui, che lo dobbiamo lodare a Lui, che solo dobbiamo adorare a Lui. Y en el 5º dice, honora a tu padre y a tu madre. Il Signore dice, io sono santo, voi dovete essere santi. Non uccidere, continua, no? Non rubare, non concupire, non dire falsa testimonianza. Quello contro di che va? Contro il nostro prossimo. E noi dobbiamo essere santi. È lo che la parola di Dio ci insegna, no? E io qui in Colossenses 3:20 dice, Colossense 3:20 dice, figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Dice, figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, in tutto, dice. Ma nel Signore, occhio, no? E nel Signore, quello chiama molto l'attenzione, perché come figli noi dobbiamo vivere facendo la volontà di Lui, no? E per le donne, no? Che oggi tu che sei per soggiorno, no? Tu che sei donna o che sei figlia, no? O che più avanti sarai nonna, no? Perché così la vita, vero? No? La Bibbia parla di che noi dobbiamo onorare a nostra madre, a nostro padre, no? Ma fratello parlava di un proverbio che mi chiamava molto l'attenzione e che parlava también al mio cuore in questi giorni. E dice la parola, dice, la grazia è ingannevole. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, dice. No? Ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. È quello. Il Signore, una donna che teme il Signore è una donna che è prudente, che è saggia, no? È una donna che è prudente al parlare, è una donna che è prudente all'ascoltare, no? È una donna che è saggia.
pero che non solo è lo esterno, non solo è lo superficiale, sino che è una donna che in realtà teme il Signore. Perché? Perché la Bibbia dice che tutto è vanità. Mi ricordo una volta che la sorella Priscilla, no? La bellezza passa, è vero? La bellezza si acaba, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Quello un po'. La donna sadia sarà lodata, amém? Eu volevo invitare il fratello Rick per fare una preghiera e volevo dire che il pastore non c'è perché è andato in Brasile in una convenzione di pastori, amém? E lui ha chiesto per pregare per lui e ha detto che anche lui predica lì per noi, amém? E non possiamo fare di meno che predicare per lui. E volevo invitare il fratello Rick che predica per i pastori e prega anche per il giorno della mamma, va bene? Lui farà una preghiera. Alziamo in reverência a Dio e logo dopo cantiamo hino per fare la colletta. Amém? Fratello Rick. Pace alla Chiesa del Signore. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per le vite di tutte le mamme che sono qui, che cooperano nella tua opera per portare quest'opera avanti, Signore. Ti ringraziamo per anche tutte le mamme che non soltanto che sono qui nella nostra Chiesa ad Amity, ma che cooperano nella Chiesa del Signore dappertutto nel mondo, Signore. Ti ringraziamo per queste collaboratrici che portano il tuo Vangelo avanti, Signore, come quello che lavoravano con te, che sostenevano la tua opera. Mi ricordo nel Vangelo che sono state le donne a vedere la tua risurrezione in prima, ad annunciare ai discepoli, permettendo a loro di continuare a portare la tua opera davanti, permettendo a loro che erano quasi smarriti di ricordarsi della promessa che aveva fatto a loro che tu risorgerai, Signore. Allora ti ringraziamo per queste persone, ti ringraziamo per tutte, sono tantissime, c'è la moglie del nostro diacono, c'è la Nemesis, c'è la Jamili, ci sono tantissime, anche coloro che sono anonimi, coloro che lavorano dappertutto nelle basi missionarie. Sono tantissime, Signore, non posso nominarle, ma tu, Signore, le conosci, Signore. E in questo giorno solenne noi vogliamo pregare per lei, per loro. Vogliamo, Signore, che tu possa, Signore, dare la forza a loro per continuare la tua opera, per continuare il tuo lavoro, Signore, nel nome di Gesù. Noi richiamiamo il sangue di Gesù su di loro affinché possano oltrepassare le difficoltà che possano incontrare in questo lavoro, Signore. Vediamo nel libro degli Atti degli Apostoli come l'Apostolo Paolo nomina, o nelle diverse lettere che lui scrive per mandare alle chiese, nomina queste donne che lavorano per portare quest'opera avanti, Signore. E vogliamo anche che lo stesso spirito che animava queste donne a lavorare senza fermarsi nella tua opera, anima anche queste donne, Signore, che sono qui con noi, Padre. Che lo Spirito tuo dia forza, che lo Spirito tuo dia rinforzo, che lo Spirito tuo dia coraggio, perché non è facile. Però, Signore, ha detto che il tuo peso non è pesante, Signore. Allora, dà forza a queste donne. Noi preghiamo anche per la vita del nostro pastore che è andato in Brasile, non per un turismo, non per ritornare, per vedere la famiglia, no, è andato per la missione, Signore. E noi vogliamo, Signore, che tu sia il suo autista, come sempre sei stato, Signore.
guidandoli, Signore, guidando anche la sua moglie con cui lui è andato lì, affinché possano portare a compimento tutto ciò che debbano fare lì, Signore. Signore, noi vogliamo che loro ci possano ritornare qui con la stessa o con più che di qui sono andati in Brasile, che ritornano, Signore, con più di quelle che avevano qui prima di andare in Brasile, Signore. Nel nome di Gesù diciamo Amen. Potete sedere, fratelli. Amém. Facciamo il canto di lode per fare la colletta. Oggi è il giorno della mamma, ma io volevo invitare qua davanti i fratelli Michel e anche il fratello Sandro per cantare insieme a me i canti di lode, amém, per fare la colletta. Venite. Facciamo un gruppo piccolo, ma un gruppo. Amém? E volevo invitare tutta la Chiesa per cantare insieme. Amém? È un inno conosciuto. Possiamo cantare tutti insieme. 102. Anche la Nemi fa la coleta e Rick canta insieme. Oh, glória. Amém? Il 102. Amém. Va bene? Aspetta che mi pigli quella là, Rick, per favore, così. Voi tenete questo. E noi due cantiamo qua, va bene? 102, Rick. Gesù è il mio Salvatore. 102. Que la Chiesa possa cantar insieme a noi, amém? Gesù è il Salvatore che Dio dal cielo mandò in terra per salvare l'uomo peccador. E in Lui che crederà vittoria sempre avrà e vita eterna in dono. Un inno cielo guardarà, avanti io vou. Per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti io vou. Nel cielo mi porterà l'amato mio Gesù, e guida nel nemico, il capo trinterà, a caro Redentore, fedele sarò io. E só voglio seguire, e solo con fervore avanti io vou, per entrare nella gioia del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avanti io vou. La tromba suonerà del nostro Creator, comincerà gran festa dei santi del Signore, del cielo in verità Gesù ritornerà, l'aspetto con pazienza, glorioso egli sarà, avanti io vou, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avanti io vou. Presto il buon Salvatore con sé mi porterà in cielo per godere l'eterna eredità. Abramo lo vedrò, Isacco incontrerò, insieme con Giacobbe a tavola sarò, avanti io vou, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avanti io vou. Alleluia.
Grazie ai fratelli. Amém. Volevo invitare la sorella Nemes per cantare un inno di lode per i bambini andare in classe felice, poi fare anche una preghiera per i bambini. Amém? La sorella Nemesis. Tutti i bambini qua davanti. Chi è la professoressa oggi? Anche viene anche la sorella Lupi. Tutti i bambini qua davanti. Così continuiamo a lodare Dio. Amém? Letizia. Io. Dai, basta. Non c'è Dio grande come te, no, non c'è, no, non c'è, non c'è Dio grande come te, no, non c'è, no, non c'è, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu. Non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu. Né per Pensa né per forza, ma per il tuo Santo Spirito. né per Per potenza né per forza, ma per il tuo Santo Spirito. ed anti I monti si muoveranno, ed anti monti si muoveranno, ed anti monti si muoveranno per il tuo Santo Spirito. Gloria a Dio, preghiamo per i nostri bambini, amen. Grazie Signore perché tu sei buono, grazie Padre perché tu hai portato questi bambini alle nostre vite, grazie Signore, così ti chiediamo che dê saggezza alla nostra maestra Lupe, questo giorno speciale che con i nostri bambini usa la sua bocca per indirizzare Signore la mente, il cuore e i passi di questi bambini attraverso il consiglio tuo nella sua bocca, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, consegniamo nelle tue mani questi bambini e quelli che sono mancati questi giorni, Signore. Ti preghiamo anche per loro, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Amém? Oggi, come culto delle donne, volevo parlare delle donne. Amém? Senhor Dio, che questa parola che do dirò ora, che sia pieno dello Spirito Santo, che non sia io a parlare, ma che sia tu a usarmi. Amém? Apriamo le nostre Bibbie. Apro qua per ricordarmi. Amém? Io volevo leggere, siamo in piedi già che Fratello Santo si è alzato. Io volevo leggere il versetto che ho letto prima, in Proverbi, capitolo 31, versetto 29. Questo mi ha colpito abbastanza, che parlano delle donne. E dopo volevo leggere, se non mi sbaglio, in ebrei. Dopo guardo qua e parlerò a voi. Io volevo che la Chiesa leggesse insieme a me. Abbiamo letto, ma leggeremo un'altra volta. Molti figli hanno compiuto cose grandi,
ma tu le sorpassi tutti quanti. Potete sedere. Qua nella Bibbia, come ho detto prima, ci sono tanti uomini che hanno fatto grandi cose a Dio. Però ci sono degli altri che hanno oltrepassato i tempi. Amém? Io volevo parlare di una donna che si chiamava Joquebede. Qualcuno conosce? Amém? Era la mamma di Mosè. Lei è nata schiava, è vissuto nella schiavitù, è vissuto in un tempio brutto, però lei in approssimadamente 4 anni ha fatto una cosa che suo figlio è cambiato quel popolo, ha portato quel popolo lì, il popolo scelto da Dio alla terra promessa. Amém? Io volevo leggere in ebrei, potete rimanere seduti, volevo solo che acompanhare insieme a me, perché questo è il testo base. Voglio parlare delle donne virtuose. Anche con pochi fanno tutto. Amém? Ebrei, capítulo 11, versículo 23, fino al versículo 25. Chi ha trovato può dire amém, perché questo è il testo base. L'amore di una madre. Per parlare di questa madre, io devo spiegare il tuo figlio. Amém? Lui è stato nel Vecchio Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento parla di questa persona. Tutti conoscono lui, no? Il grande Mosè. Nelle 3 religioni più grandi del mondo, lui è parlato nel cristianesimo, nell'islamismo e anche nel giudaismo. Amém? E dice la parola di Dio che lui è stato un grande uomo che il diavolo ha litigato con un angelo per il suo corpo, ma dice la parola di Dio che Dio o ha sepulto. Amém? È stato un grande uomo, ma la sua mamma è stata per me più grande di lui, perché lei ha avuto soltanto 4 anni più o meno per fissare la parola di Dio nel suo cuore. In questi pochi tempo lei ha fissato la parola di Dio nella mente di quelli bambini. Amém? Leggiamo. Per fede Mosè, quando nacque, fu nascosto per 3 mesi da suoi genitori, perché essi videro che il bambino era bello e non temerono le ordini del re. Per fede Mosè, divenuto adulto, e rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio, che di godere per un breve momento i piaceri del peccato. Amém? Ora, per parlare di Mosè, di questi bambini e anche di questa donna, devo andare nell'Esodo, dove questa storia, che tutti noi conosciamo, è successo. Amém? Joquebede era una mamma, la mamma di Mosè.
lei si chiamava Jochebed. Guardiamo questo in Esodo 6:20 e anche in numero 26:59. Io leggo così accompagnatevi. E il nome della moglie di Amram era Jochebed, figlia di Levi, che nacque a Levi in Egitto, e è di Aram. Essa partorì Aarone, Mosè e Miriam, loro sorella. Amém? Leggo ora, questo è il secondo testo che leggerò perché così faccio il fratello capire. La donna concebe e partorì un figlio, e vendo che era bello, questo è in Esodo, e vendo che era bello, lo tenne nascosto per 3 mesi, ma quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro di giunque, lo spalmò di betume e di pece, e vi messe dentro il bambino e lo posto nel canetto sulla riva del fiume. Amém? Tutti noi sappiamo che c'era un decreto di re, perché il popolo di Israele, il popolo ebrei, crescevano, perché la gloria di Dio sempre è stata con quel popolo. E il re, avendo paura che questo popolo, dopo voltasse contro di lui, ha chiesto le donne prima, quella che partorisce il bambino, che prima che partorisce il bambino uccidevano loro. Ma quella donna lì hanno temuto la mano di Dio e hanno rifiutato di fare questo. E quindi il re ha fatto un altro decreto, che tutti i bambini che quando nascescono dovevano essere buttati nel fiume Nilo, amém? E questa donna, temendo questo, ha fatto per questi bambini un canestro, un cesto, e lei, facendo questo canestro, lei spalmò di betume, che è, qualcuno sa cosa è betume? Betume è quello che facciamo asfalti, no? Betume è, sì, come? Catrame. E lei spalmiò di betume, perché il betume era quello per tappare i buchi, perché lei doveva mettere questi bambini nel fiume. E dopo lei ha messo di pesce, io non lo so come si dice in italiano, ma piece o pesce, non lo so dire. Questa è una resina di un albero che è più sottile, che questa resina è impermeabile, se te metti in un canestro o in un cesto, questo cesto diventa impermeabile, amém? Il betume era per tappare i buchi grossi, ma i peci era per dare la finitura. Lì vediamo, da qua vediamo che questa donna aveva già come si dice, nel suo cuore l'amore per questi bambini. Amém? E lei ha fatto con tanta gioia questo, sapendo che lei doveva gettare il suo bambino nel rio. Però lei ha messo con i betume, dopo ha fatto con i pesci e ha fatto questo cestello per benino. La Bibbia non dice, ma io penso che quando lei ha messo questo bambino, lei ha messo anche un tessuto magari confortevole per il bambino, perché tutti noi sappiamo, tutti che siamo padri, sappiamo che i bambini quando sono piccini si girano, non hanno la forza per alzare così, muoiono soffocati, amém? E lei, secondo me, lei ha preparato tutto quel cestello lì, ha fatto un lettino per il bambino accoscevole, un lettino bellino, un lettino dove lui poteva rimanere
confortevole, amém? Le mamme fanno così, amém? E lei, secondo me, il suo cuore era piangeva, perché lei sapeva che doveva mettere quel bambino nel fiume. Alleluia! E lei ha messo quel bambino, ma ha affidato il suo bambino al Dio eterno. E la parola dice che lei ha messo il bambino nel fiume e ha lasciato la tua sorella a seguire quel bambino. E quel bambino è andato sui fiumi. E dice la parola di Dio che la figlia di Faraone ha sceso per bagnarsi nell'acqua. Ha sceso per bagnarsi nell'acqua e viu a quel canestro. E lei ha mandato le sue come si dice, le sue serve a pigliare quel canestro. E quando lei apre quel canestro, nel versetto 6, dice così: lo apre e vide il bambino, e ecco il piccolo che piangeva, e ella ne ebbe compassione e disse: questo è un bambino de ebrei. Amém? Quando lei ha aperto quel canestro, lei ha visto quel canestro cosa era dentro, come ela é fatto per benino, com zelo com quella mamma ha messo quel bambino ali dentro. Lui era bello, dice la parola di Dio, che il bambino era bello, ma anche il cestello che la sua mamma ha fatto era bello, perché la figlia di Faraone, che era già il suo costume vedere cose belle, ore, gioie, cose di questo mondo, lei quando ha aperto si incantou com este bambino. Amém? E zelo della mamma pode salvare la figlia, pode salvare la vita di un figlio. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Aleluias. Aleluias. E dice la parola di Dio in versetto 7: e la sorella di questi bambino disse alla figlia di Faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne dei ebrei che lati questi bambino per te? E lei ha detto: puoi chiamare una donna perché questi bambino ora appartiene a me. Amém? Ce l'abbiamo nella natura. Gli animali che quando vede un cucciolo, anche non sendo della tua razza, alcuni animali prendono questi bambini per sé e diventano madre di quell'altra razza. Amém? La ciência chama questo di ormoni. Amém? Ma la parola di Dio dice che questo è l'amore. Amém? E lei è andato a chiamare la mamma di questi bambini. E quando lei è arrivato lì, la figlia di Faraone ha detto: senti, allattami questi bambino fino ai giorni che lui smette, e io ti ricompenserò con i soldi. E così fu. Amém? E lei portou questi bambino a casa. E io pensando come stesso, e anche voi, che i giorni passavano e lei vedeva questo bambino crescendo e lei sapeva che doveva dare a questo bambino la figlia di Faraone. Lei magari ha messo nel suo cuore: io devo mettere in lui la parola di Dio. E dice la parola di Dio che lei ha messo questo bambino la parola di Dio, che abbiamo letto il testo base, che più tardi lui rifiutò
le gioie dell'Egitto per soffrire con il popolo di Israele. Amém? In questi texto di Ebrei, lì fa un paragone con Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è stato in cielo, è sceso del cielo per salvare noi peccatori. Amém? E dice la parola di Dio che Mosè ha lasciato tutto per condurre il popolo di Israele. Amém? E questa donna, in 3 anni, 4 anni più o meno, ha messo la parola di Dio nel cuore di Mosè. Amém? E quando il bambino fu cresciuto, ela portou a filha de Faraone, e ele divenne suo figlio, e ela o chiamò Mosè, dicendo: perché io ti ho trattato, che io tratto dell'acqua. Quindi Faraò è stato nell'Egitto da piccolo, dopo 4 anni, fino a grande. Lui ha imparato tutto quello che l'Egitto poteva dare a lui, perché lui era un principe dell'Egitto, amém? Ma quando lui fu grande, lui lasciò tutto quanto per portare il popolo scelto da Dio, amém? E leggo un'altra volta il testo base. E per fede Mosè, quando nacque, fu nascosto per 3 mesi da suoi genitori, perché esse videro il bambino che era bello, non temendo le ordini del re. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio di Faraone, e scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio, che di godere per breve un piacere del peccato. Qui vediamo che anche Gesù, che ha avuto tutta la gloria per sé, lui ha lasciato Dio nel cielo, è venuto in terra per salvare noi peccatori. Amém? E io sono un po' perso, ma questa è la parola che volevo dire. Io ringrazio ai fratelli, così, amém. Io sono un po' perso, amém? Ma questa è la parola che volevo dire a voi. Preghiamo per la fine del culto, amém? Alziamo in piedi. Senhor Dio Todo-Poderoso, te lo ringrazio per questo culto. E no, aspetta. Volevo chiamare la Neuma e anche i bambini di classe felice. Perché se no facciamo troppo tardi. Amém? Stanno arrivando per fare regalino alla mamma che ci sono qua. Tutti i bambini. Prego. Allora, i bambini passeranno i regalini alle mamme, va bene? Facciamo la sorella Paola. Tutte le donne, anche quella che non sono mamme. Da un abbraccio, un abbraccio.
Le tutte mamme hanno ricevuto, anche le donnine che non sono mamma per ora. E per finire il culto, Neuma, passo la parola a Neuma così lei fa una preghiera per tutte le donne così finiamo il culto, amen? E che Dio porti tutti noi a casa, amen? Amen. Gloria a Dio. Signore, io siamo grati, Signore, per questa opportunità che il Signore ti ha dato di essere qui, di sentire la tua parola. Noi ringraziamo, Signore, per la testimonianza del fratello Sandro. Ringraziamo, Signore, per ognuno che ha portato una parola per noi, Signore. Noi ti siamo grati, Signore, perché il Signore ti ha parlato dei valori delle mamme, delle opportunità che noi abbiamo, Signore, di fare diverso. E con la tua presenza, Signore, ampliare la vita di questi bambini e di questo mondo tramite il tuo Spirito Santo. Signore, noi ti diamo grazie, Signore, per questa opportunità. Ringraziamo per uno fratelli che qui sta, Signore, in questo momento per cultuare a te. E Signore, ti porta in pace e te una settimana benedetta. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Rimanete per l'ape.